Diamo il benvenuto naturalmente alla seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Grazie Ettore e buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono. Presentazione in pompa magna. A questo punto parliamo del campionato di promozione, abbiamo sempre in postazione Carmelo Puglisi, parliamo subito del girone A del campionato di promozione, girone vinto alla grande dal Paceco, una ridente cittadina nella provincia trapanese. Abbiamo la schermata play-out e play-off, così possiamo anche capire bene come è andato questo girone A, che noi di penalty tra l'altro abbiamo anche seguito con molto interesse, perché sappiamo che anche nella zona del trapanese, del palermitano, questa tipologia di calcio è molto seguita, quella del dilettantismo. Se è pronta la schermata, eccola qui, perfetto. Allora abbiamo detto che in eccellenza va il Paceco, play-off Cefalù Monreale, Dattilo Salemi, play-out Delfini Vergine Maria Fulgatore, mentre sono retrocessi in prima categoria Città di Carini e Strasatti. Non vi dico se conoscete queste squadre, le conoscete i nostri ospiti? Sì. Le conoscete? Sì. Su tutti forse il Paceco, forse il Cefalù. Salemi pure. Salemi è un bel centro. Anche il Cefalù. Ho capito. A proposito sul Paceco, abbiamo da mandare un video sulla bella vittoria finale del Paceco che raggiunge la sospirata eccellenza. Guardiamo questa bella clip. Everybody should be happy. Grande vittoria del Paceco, e qui insomma i nostri ospiti parlavano di un campo che certamente non mi sembrerebbe anche in prospettiva eccellenza in perfetto stato. Luca? Devono dare una sistemata, dovranno dare insomma l'eccellenza sembra una categoria forse un po' più impegnativa. Purtroppo Ettore, ti devo dire che ce n'è tanti in queste categorie, in promozione, in prima categoria. Però in eccellenza è strana che insomma ancora esistono queste realtà di location non certamente ottimali. Sì, la Lega, già qualche passo in avanti si è fatto con questo credito sportivo, con appunto molti paesi già anche se le amministrazioni dovrebbero fare di più, no? Infatti, quindi dovrebbero aiutare di più. Paolo, ci hai giocato mai a Paceco tu?
No, Paceco non ho avuto mai Nella zona il piacere trapanese di sì, giocare, però nel Trapanese sì, sì, certo. infatti. Hai saputo che è il mister del Paceco? Barbata, Che tra Pino l'altro Barbata che è subentrato a tra l'altro gennaio, a per giugno, cui a insomma campionato super vincente a questo punto, no? Ma hanno fatto una bella cavalcata, sono sempre poi, c'è grande entusiasmo in questi piccoli centri che vanno poi a scoprire il massimo campionato regionale. Riguardo alla struttura poi bisogna vedere se questa struttura supererà gli ulteriori controlli, credo che sia più che altro auspicabile Comunque che sono campi difficili, che l'anno prossimo si vada a giocare a Castelvetrano. Natale penso che siano campi difficilissimi in eccellenza, no? Atmosfera dove il pubblico è quasi presente in campo. C'è un'altra squadra trapanese, il Dattilo, Il che Dattilo. l'anno scorso è stata semifinalista di Coppa Italia di promozione. Campi Ora difficilissimi. sto vedendo che è anche nei playoff. Nei playoff. Perché le squadre trapanesi. Passiamo adesso sempre al campionato di promozione al girone B, in modo che così capiamo bene di che cosa stiamo parlando. Abbiamo la schermata playoff e playout, il commento lo facciamo insieme ai nostri ospiti e diciamo pure che comunque i campionati di promozione sono sempre un terno all'otto, no? Perché non si sa mai, tutta la durata è ingarbugliata, no? Molti allenatori che saltano, alcuni giocatori che a dicembre vanno via. Non c'è una forma di equilibrio continuo per tutta la stagione. Diciamo che quest'anno un po' in tutti e 4 i gironi è stata un'annata strana, intanto perché i campionati sono stati a 15 e non a 16 squadre con il turno di riposo. Eccola qua la schermata nel con il frattempo. turno di riposo e quant'altro, le difficoltà economiche hanno un po' inciso un po' in tutti i gironi, quindi quest'anno per la settima serie è stata un'annata strana. Addentrandoci al discorso del girone B c'è la grande attesa di questo spareggio tra Sporting Taormina e Castelbuonese. Il Taormina si è di fatto suicidato sportivamente parlando nell'ultima giornata andando a pareggiare e consentendo la rimonta della Castelbuonese. È una partita dove può succedere di tutto, credo che lo Sporting sotto l'aspetto tecnico abbia qualcosina in più rispetto alla Castelbuonese, ma in questi spareggi poi insomma i pronostici lasciano il tempo Anche in che questo trovano. caso sarà un terno all'otto. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, questa volta veramente ti salutiamo perché Stavolta vado arriva via. Alessio, parleremo degli altri due gironi del campionato di promozione e parleremo anche e soprattutto di prima categoria perché lì si sono veramente svolti sia i play-out che i play-off. Grazie a Carmelo, buona Pasqua. Grazie a te, buona Pasqua a tutti i calciofili, ai nostri telespettatori, a tutti gli appassionati di calcio. Benissimo, allora adesso il lancio pubblicitario naturalmente lo deve presentare in maniera pomposa la nostra Giulia. Ci vediamo tra qualche minuto, restate con Penalty.